È tempo che la Regione programmi un piano per le visite agli anziani e ai disabili che vivono nelle case di riposo. È un loro diritto, come per i loro parenti. Un gruppo di familiari degli anziani non autosufficienti e dei disabili, aderenti al Comitato Nazionale Anchise e all'Associazione Mai Soli, ha manifestato per sensibilizzare le istituzioni all'apertura alle visite, adottando un protocollo unico di Regione e Ministero della Salute. Questo può consentire, con un protocollo uniforme adottato da tutte le case di riposo RS-RSD, di poter entrare in sicurezza dopo che loro sono stati vaccinati. Invece questo protocollo ancora non c'è. Quali le cause, secondo le associazioni? Noi lo spieghiamo come una mancanza di organizzazione e programmazione non avvenuta in questo ultimo periodo. Primavera, tempo di passeggiate per gli anziani e i disabili in casa di riposo, ma chi li prenderà per mano se i loro parenti vengono ancora lasciati fuori dalla porta? Quindi noi vogliamo che un rappresentante, almeno uno dei familiari, possa stringere mani, perché stringere le mani significa dare affetto, dare comprensione, dare solidarietà, dare accoglienza. Noi dobbiamo poter toccare le mani e poi igienicizzarle.